Scusate, considerando la necessità di chiudere in tempo l'ultima sessione per dare modo di organizzare il podio per il concerto, direi di iniziare quanto prima. Il professore Marcello Fagiolo è il coordinatore di quest'ultima sessione e invito a tavolo e credo che voglia dire, infatti avevamo preannunciato stamattina un suo breve intervento in memoria del caro fratello Maurizio, e ti lascio la parola a proposito. Maurizio Fagiolo sarebbe stato felicissimo in questo convegno così pieno di interesse, sapientemente organizzato, con tante relazioni così importanti. Quest'ultima sessione dedicata a un tema che sarebbe piaciuto anche a lui, letteratura e drammaturgia musicale. Scusate, forse io rinuncio a fare questa presidenza perché è il caso di affidarla a un'arcade forse più utile. Io proporrei, forse si può interpellare Erminio Cirregno, se è presente fra noi. È presente e chi vi parla, che indegnamente mi hanno dato atto, non so per quale ragione. Comunque è una tradizione che si continua. Quando ho chiesto alle autorità supreme dell'Arcadia perché mi hanno dato questo nome, io devo sempre guardare sul computer Erminio Cirregno. Perché Erminio Cirregno? C'è il nome che aveva dato padre. Mario Fagiolo dell'Arco era Erminio Cirregno. Io sono Erminio Cirregno. Io non ricordo se anche Maurizio era membro della onorata società di Arcadia. Però quello che ci accomuna, grazie allo sciaguratissimo mio padre, è una sigla che sembra una ditta, 3MFD, 3MFD Fagiolo dell'Arco, Mario Fagiolo dell'Arco, Marcello, Maurizio. Io poi ho cercato di interrompere questa serie perché mio figlio ha un altro nome, un nome casuale, si chiama Gian Lorenzo. Un nome che scelto a caso. Nei giorni scorsi ho ritrovato un piccolo saggio, introduzione di un catalogo di una mostra tenuta nel 67 nella storica leggendaria Galleria dell'Obelisco, che si chiamava La luce nell'arte. L'ho proposta al carissimo amico Pietro Di Loreto, che è il titolare di una magnifica rivista online che si chiama About Art Online, e gli ho detto si potrebbe pubblicare questo in occasione del 22 novembre, che è l'anniversario della morte di Maurizio. Poi vengo a sapere dell'iniziativa di un paio di persone presenti che anche questa giornata, che casualmente si svolge il 22 novembre, voleva ricordare in qualche modo Maurizio, che ripeto sarebbe stato ben felice di questa giornata, su un grande personaggio come Pietro Ottoboni, che figura emblematica della svolta fra 600 e 800. Maurizio diceva: io mi interesso fino all'anno 1699-1700, poi cedo lo spazio agli altri. Non a caso per esempio lui si è occupato della festa barocca a Roma. Il barocco per lui finiva il 31 dicembre 1699, cominciava il resto, e quando Maurizio studiava l'effimero barocco è stata una diramazione dell'opera da cui siamo partiti insieme, la monografia su Bernini, Introduzione al Gran Teatro del Barocco, nel 1967, o meglio 66, finita di stampare nel dicembre 66, un ramo che poi è diventato un fiume in pieno, un rio della Mazza, anche quello dell'architettura effimera, che è diventato un campo di indagine che proprio dallo studio pionieristico di Maurizio Fagiolo, allora insieme alla Silvia Carandini, ha costituito
punto di partenza per una è diventata una scienza nuova che in questi ultimi 40 anni ha prodotto moltissimi risultati, non soltanto a Roma, ma in tutte le capitali, non soltanto dell'Italia barocca, a cui io stesso ho dedicato 2 volumi per la danza del barocco in Italia, ma anche in Spagna, in Europa, in America Latina. È diventato un campo di indagine, e questo è caratteristico di Maurizio, non soltanto l'innovazione di tanti suoi temi, ma la creazione di campi nuovi di indagine o metodologie nuove nello studio dell'arte del Novecento. Ha creato un nuovo modo di studiare attraverso un metodo filologico che, attraverso l'analisi del capitolo, dei cataloghi, dei giornali, eccetera, eccetera, riusciva a ricostruire ambienti. E poi, questo avevamo già avviato questo aspetto già nel 1963, uno studio che non è soltanto cronologico sui singoli artisti, sui singoli fenomeni, ma un studio tematico, i vari temi in cui si articolano le ricerche. Nel 63, come qualcuno sa, Maurizio e Marcello si laureavano con 2 libretti, Maurizio su Dodechino, Marcello sulla Regia di Caserta, che ebbero l'onore di ricevere una cartolina da un grandissimo storico dell'arte. Però erano solo 2 parole, però 2 parole in latino. Questo storico dell'arte si chiamava di nome Erwin di Panofsky. Nell'ultimo mese del 63 mandò questa cartolina con le 2 parole in latino. Traduco prima in italiano perché non ricorda più da io, che sono passati tanti anni agli studi. Non ricordo in latino. Utila un script system, dice Panofsky, di questi 2 libri, magari li avessi scritti io. Vabbè, insomma, troppa grazia per 2 giovani laureati. E poi comunque uno di quei 2 giovani laureati, Maurizio, aveva una storia meravigliosa, non è riuscito a compiere 40 anni di studio, molto l'anno prima, non solo 39 anni di studio, ma come se fossero 390 per tutto quello che ha prodotto in questa sua attività vulcanica, sterminata. È passato come una meteora fiammeggiante nel cielo della storia dell'arte. Io ho sempre invidiato, sono molto invidioso, ho sempre invidiato la sua capacità di contagiare le persone, una specie di untore di questo metodo, la storia dell'arte. È una malattia che ha attaccato a tanti, innanzitutto i suoi allievi, ma anche a tanti nostri coetanei, persino a persone più grandi di noi. È un personaggio che è stato rievocato magnificamente. Vi dicevo che questo bravissimo amico Pietro Di Loreto, specializzato in commemorazione dei grandi, lui ha celebrato studi in ordine di Maurizio Marini, di Claudio Strinati. E quando gli ho detto che pubblicavo questo ricordaggio, adesso ci penso io, avrei una sorpresa stamattina vedendo nella mail, nella sua, si chiama About Arte About Online, ha trovato una decina di testimonianze che in un paio di giorni trovate, se avesse avuto più tempo per diventare forse un centinaio, ma intanto chiedo a tutti di andare a vedere quello che dicono questi 10 personaggi alla ricerca del loro autore, del loro amico, del loro maestro, e viene fuori un quadro di questo personaggio vulcanico e contagioso che credo venga bene fuori da queste cose, e qui devo dire poco su questo. Il saggetto che pubblichiamo si chiamava La luce nell'arte e lì rifletteva una doppia valenza di Maurizio Faggiolo, anche tanto di Marcello Faggiolo, non soltanto sul contemporaneo, ma una cosa di artisti contemporanei che agivano nella luce, un elogio della luce elettrica, del ballo Vincenzo, e che comprendeva in pochissime righe un spunto su una galleria che dal nostro barocco a cui siamo
ancora legato, ogni tanto Maurizio mi scrive per sapere le ultime notizie, e devo perdere tempo, insomma, io purtroppo solo con la mail posso comunicare, ma voi avete altri mezzi, insomma, se mi girate una mail posso sentire quello che ne pensa. Maurizio, io che cosa mi hanno nominato per dire? Guarda, il discorso su quel periodo adesso insomma è un inizio di quello che si faceva in Casa Fagiolo nel lontano 67, nel dicembre esce il libro teatro dell'istruzione ambientale del Rocco dei Cardini, nel febbraio c'è questa mostra e poi qualche mese dopo un altro libro stupendo di Maurizio, per chi non lo conoscesse consiglio di andarlo a vedere ormai in biblioteca, il rapporto 60 sull'arte del Novecento. Io non voglio dire altro se non che questo omaggio digitale Maurizio e questa rivista vi suggerirà appunto le emozioni di cosa abbia significato questa lettura. E passiamo finalmente alla sessione terza, letteratura e drammaturgia musicale. Io chiedo vedi in anticipo che sono uno specialista, comincio a dare la parola a Enrico Zucchi, giovane validissimo ricercatore dell'assegnista di ricerca all'Università di Padova docente, che ci parlerà di Crescimeni, Gravina, Ottoboni e la letteratura teatrale nella prima Arcadia romana. Enrico Zucchi è uno specialista proprio di studi sull'Arcadia e più in generale della storia e teoria della tragedia tra 500 e 700 in Italia e Francia. E dico tutti ti darò la parola per Emilio Cirvelli. Grazie mille della previsione. Grazie a Emilio. Grazie anche agli organizzatori dell'invito e per aver allestito questa bellissima iniziativa, mi fa molto piacere essere qui. Oggi cercherò di affrontare un po' il nodo della poetica teatrale all'interno della prima Arcadia romana, tutte le discussioni sul teatro in Arcadia, discussioni che convergono spesso sul nome di Ottoboni, che è sia in qualche modo patrono di rappresentazione teatrale, sia un autore che viene dibattuto molto, da alcuni eletto a modello, da altri al contrario denigrato, e oggi cercherò di riassumere un po' quelle discussioni poetiche che ruotano attorno a un testo di cui ho avuto il piacere di occuparmi, scusate anche lo spot pubblicitario con cui inizio, è La bellezza della volgare poesia di Giovanni Mario Crescimbeni. Ho curato l'edizione che è uscita qualche mese fa per i libri di Emi, un'edizione che raccoglie il frutto di un lavoro svolto tra Roma e Torino, grazie alla Fondazione 1563, qui c'è la professore Serimacco, mi fa molto piacere essere qui a parlare di Ottoboni e di Crescimbeni, un libro che esce in prima edizione nel 1700 e che ha un'importanza davvero decisiva per le sorti della poetica arcadica, a lungo trascurato, ma è un testo importante perché è un testo, il primo, forse l'unico all'interno di quegli anni, di quel torno d'anno veramente significativo per la poetica romana, l'unico libro che ha un intento volutamente normativo, che si rivolge ai presenti e futuri poeti dell'Arcadia per dire come si scrive poesia nei diversi generi letterari, quali sono le regole di stile, quali sono i generi da affrontare, quali stili associare, in che maniera i diversi generi. Questo esce nel 1700 ed è un trattato di poetica composto però in forma di dialogo, sono 8 dialoghi, i primi 4 vertono sulla poesia lirica, la grande anima della poesia arcadica della prima Arcadia. Gli altri 4 dialoghi sono su altri generi che sono considerati di fatto minori all'interno del progetto crescimbeniano,
ossia la letteratura teatrale, tragedia e commedia, e l'epica. In questo contesto i dialoghi che più ci interessano sono il quinto e il sesto. Nel quinto dialogo Crescimeni parla di fatto della poesia tragica, come gli acari devono affrontare il problema della poesia tragica, e esamina un testo che secondo lui è il vertice di quello che potrebbe essere la poesia tragica in Arcadio, ossia il suo Elvio, che è una favola pastorale. E questo è piuttosto interessante, vedremo a breve perché. Nel dialogo sesto invece si discorre della commedia, il modello qui sono i suppositi dell'Ariosto, ma in realtà si vedrà che Crescimeni stringe molto l'occhio verso la contemporaneità e anziché parlare della commedia parlerà infine del dramma per musica. Ottoboni è presentissimo in questo trattato, in questi due dialoghi in particolare, come autore modello per il progetto Arcadio. Crescimeni cosa fa sostanzialmente? Risponde all'interno di questi due dialoghi, soprattutto del quinto dialogo, risponde a una domanda che da anni e da decenni, diciamo, tormentava i letterati italiani, ossia come produrre una letteratura teatrale che fosse in qualche misura capace di restare al pari con quella grande letteratura francese che aveva soppiantato tutti gli autori italiani in campo teatrale. Si diceva: se l'Italia è superiore alle altre nazioni in tutti gli altri generi, nel genere teatrale invece la Francia è nettamente superiore, perché l'Italia non ha una tragedia, non ha una commedia. In Francia è la grande stagione invece di Corneille, di Racine, di Molière, e quindi Crescimeni in questi due dialoghi offre la propria soluzione, che è di fatto una soluzione istituzionale, cioè la soluzione con cui l'Arcadia, che aveva il progetto o più preciso di riportare, di far risorgere le lettere italiane, quindi come l'Arcadia, dopo i nefasti anni del barocco, che sono secondo Crescimeni la peste, come riuscire a far ripartire la letteratura nazionale rilanciandola nel campo della cultura europea. La scelta che fa Crescimeni, e a lui si accoda l'Arcadia, è non scrivere più tragedie, ma far sì che la tragedia d'Arcadia diventi il dramma pastorale. Cioè, cosa fa Crescimeni di fatto? Ripercorre le orme di quello che era stato un tentativo molto noto nel 1600, quello di Battista Guarini con il suo Pastorfido, ossia quello di creare un genere misto tra tragedia e commedia che potesse essere tanto elevato quanto la tragedia, di fatto, potesse aspirare ad essere il genere della letteratura teatrale più alto possibile. Questo progetto di eroicizzazione, di elevazione, di sublimazione della pastorale a Guarini non riesce per ragioni di discussione poetica. Guarini viene attaccato tantissimo, soprattutto dal padovano di adozione Giacomo de Norris, che dicono che quella cosa che lui ha scritto è un mostro, mettere insieme tragedia e commedia non si può, non è un genere contemplato dalla poetica di Aristotele. Insomma, il Pastorfido, pur essendo un grandissimo successo a livello teatrale, nel campo in cui i miei studi vertono, sia quello diciamo della storia della critica, dei dibattiti poetici, il Pastorfido viene spesso, e da Crescimeni e tutta la generazione di Crescimeni, ritenuto un fallimento dal punto di vista del tentativo di innalzare la pastorale al genere di tragedia. Quindi cosa fa Crescimeni? Scrive lui stesso una pastorale, l'Elvio, che invece, a differenza di quello che aveva fatto col Pastorfido Guarini, arriva a livello di tragedia. E come mai arriva? Perché ha un argomento eroico, tragico, diverso? Beh, assolutamente no. L'Elvio è una pastorale molto tradizionale, che segue il solito modello: arriva un mostro in Arcadia, bisogna cercare di cacciarlo attraverso vari sacrifici, c'è una protagonista che è una pastorella amante non corrisposta, ci sono degli intrighi, amanti che si scambiano, e alla fine, il lieto fine con la conclusione e il matrimonio fra la coppia dei pastori amanti. Da cosa passa quindi l'eroicizzazione, la tragicizzazione della pastorale Elvio secondo Crescimeni nella bellezza? E passa
da una serie di requisiti formali che non aveva il Pastor Fido, non aveva soltanto in parte il Pastor Fido, e che ha Elvio, e che permettono finalmente alla pastorale arcadica di essere la nuova tragedia d'Italia. Elvio è una tragedia perché ha un prologo e dei cori, quindi da un punto di vista formale risponde alle regole normative della poetica di Aristotele, perché ha dei personaggi che sono nobili, come Elvio, che è un semidio, anche se pastore, quindi non ha soltanto personaggi minimi ma anche personaggi nobili, e dal punto di vista formale si confà alle regole aristoteliche, peripezia, agnizione. A differenza della tragedia classica e cinquecentesca, non c'è la catastrofe finale, ma c'è il lieto fine. Però questo anche da un punto di vista, sempre dal punto di vista normativo, secondo Crescibeni è ammissibile, perché Aristotele nella poetica ammette questo tipo, dice che è ammissibile questo tipo di tragedia, anche se meno nobile, e perché è possibile fare una tragedia di questo tipo, anzi è migliore una tragedia di questo tipo con il lieto fine nel primo Settecento, alla fine del Seicento, anziché una tragedia per la catastrofe, non tanto per quello che diceva Ingegneri con una prospettiva del Cinquecento allora molto attenta alla scena, cioè che le tragedie portano poco pubblico a teatro, anche perché hanno una cattiva fama, si dice che portano sfortuna, allora la gente non è che viene volentieri a vederla, non tanto per questo, ma da un punto di vista sempre storico-critico, il lieto fine è preferibile nelle pastorali, nelle tragedie del Seicento e del Settecento, perché siamo in un'epoca cristiana, e quindi attraverso, vedendo il cattivo punito e il buono premiato, gli astanti apprendono e leggono l'insegnamento che i fedeli si puniscono e che l'innocenza è protetta dal cielo. Una tragedia a lieto fine, quella che la pastorale di Crescibeni personifica, una tragedia a lieto fine che si basa sulla teodicea, cioè sulla manifestazione della giustizia divina. I buoni hanno il loro premio, dopo molte peripezie i cattivi vengono puniti. Ora, tutta questa storia sull'Elvio ci fa capire che sicuramente il dramma pastorale per l'Arcadia ha un grande valore ed è assurdo a genere più importante nella letteratura teatrale, e c'è una apparente perlomeno convergenza su questo punto negli anni 90, se anche Gravina, il terribile Gravina, sottoscrive questo giudizio nel dialogo che accompagna, nel discorso che accompagna l'uscita dell'Endimione di Alessandro Guidi. L'Endimione, che è un'altra pastorale molto diversa, in realtà io li ho messi un po' a specchio, perché la pastorale di Guidi ha un profondo sovrassenso filosofico nell'innalzamento del pastore al livello della divinità attraverso questo amore, che è un amore che si fa allegoria della poesia e della filosofia, che può innalzare l'uomo a livello divino. Quindi anche c'è la sottoscrizione da parte di Gravina e di Guidi, e sicuramente Crescibeni e Ottoboni sono l'altro polo di questa legittimazione della pastorale, essendo entrambi interessati a questo tipo di letteratura, a questo tipo di genere che può essere la tragedia italiana. Questo non è l'unica soluzione che c'è in questi anni tra 6 e 700 in Italia, bisogna dire che la discussione è molto ampia, ma quello che sembra emergere dall'analisi di tutti questi trattati è che alla fine del 600 c'è la convergenza sul tema di un'elevazione della pastorale a livello di tragedia. Il modello accanto al suo Elvio, che chiaramente Crescibeni non può dare soltanto come esempio di perfetta tragedia per l'Arcadia il suo Elvio, l'altro modello presente, citato nella bellezza della volgare poesia come perfetta tragedia, è invece una pastorale di Ottoboni, che viene additato a modello da imitare. È l'amore eroico tra pastori, di cui parlerò a breve, ma prima voglio un po' leggere questa citazione dalla bellezza, in cui Crescibeni parla di come la pastorale possa elevarsi a livello di tragedia attraverso questa eroicizzazione che non passa dagli argomenti, l'abbiamo visto, ma che passa attraverso lo stile, e cercare di capire cosa dica.
cito, certamente gli eroici argomenti ripugnano non poco all'essenza della favola pastorale, la quale non si discosta molto dalla commedia. Quindi, chiaramente, il modo di elevare la pastorale alla tragedia non è quello di farvi assumere degli argomenti eroici diversi da quelli tradizionali. Con tutto ciò, non solo non è vietato, ma io giudico molto lodevole trattarli in forma eroica, cioè nobile e astratta dal costume vile o sconcio del volgo, quegli argomenti che ad essa non vi sconvengono. Sì, perché le favole pastorali, quantunque per carattere si appartengono alla comica, non sono talmente dirette al riso come la commedia, anzi piuttosto tendono alla commiserazione che riguarda la tragica, ricevendo in sé gli avvenimenti tragici più volentieri che d'altra sorta. Quindi sicuramente si avviene attraverso lo stile, perché ci sono degli episodi tragici all'interno della pastorale, il pastor Fido, la Minta, dei finti suicidi, delle finte morti, però è la forma che caratterizza la pastorale eroica. Possono anche i pastori, per quanto sopporta la loro condizione, operare in forma eroica e le loro rustiche azioni venire di nobiltà. Servami ad esempio la bellissima favola pastorale dell'eruditissimo e preziosissimo acclamato Crapeo Pradelino, ovviamente Ottoboni, nella quale, trattandosi i semplici ed innocenti amore di Eurile e Liso, quindi il tema pastorale erotico, talmente è governato il costume dei personaggi, quindi oltre allo stile il costume dei personaggi, che ben poté l'autore darle il titolo che porta in fronte dell'amore erotico tra pastori. Quindi, alla fine, in questo importante trattato normativo, didattico, pubblicato nel 1700, Crescimenti dice che il modello arcaico di tragedia è la pastorale, e in particolare la pastorale di Crescimenti, che utilizza i soliti argomenti della pastorale 5-6 ma li traveste in forma eroica grazie allo stile e al costume. Ecco che da qui possono emergere delle interessanti riflessioni sulla poetica dell'Arcadia, su quello che intendono loro per letteratura teatrale. Perché Crescimbeni va a prendere nel corpus, che a quell'altezza 1700 era anche abbastanza ampio, di Ottoboni, proprio l'amore eroico tra pastori? L'amore eroico tra pastori è un dramma tradizionale pastorale, si parla sempre di amori tra i due protagonisti, tra Eurile e Liso, che hanno delle difficoltà a coronare il proprio amore, alla fine ci riescono. Quello che è interessante è che, a differenza di altri drammi ottoboniani che a quell'altezza erano stati pubblicati e rappresentati, come ad esempio La stativa, Nuovo amore e gratitudine, Crescimenti va a pescare proprio un dramma pastorale che ha avuto una rappresentazione non nei teatri pubblici, non al Tordinona, ma in Palazzo della Cancelleria, non agito da attore in carne ed ossa, ma agito dai pupazzi, dai burattini, un teatro di burattini, che è dedicato all'Arcadia e che ha una circolazione molto ristretta. È stato ritrovato grazie agli studi di Teresa Chirico nel fondo campello dell'archivio di Spoleto. Ha una circolazione molto interna perché è in forma manoscritta, poi Crescimenti fa fatica, Ottoboni fa fatica a prestare i propri pupazzi per altre rappresentazioni, quindi in realtà in questo testo che voleva essere, questo testo della bellezza della poca poesia di Crescimenti, che voleva essere un grande testo normativo per tutti gli altri italiani, viene additato a riferimento del modello di poesia tragica, un testo che non è stato realmente mai rappresentato da attore in carne ed ossa, che ha avuto una rappresentazione con i pupazzi molto circoscritta, che non si trova neppure pubblicato, e che non è poi così eroico dal punto di vista del soggetto, dal punto di vista dello stile, non è troppo diverso da altri. Allora è chiaro che l'investimento di Crescimenti ha un valore piuttosto interessante. Crescimenti in questi generi, che sono considerati minori per l'Arcadia, come la letteratura teatrale, intanto deve pensare a cosa non si può eleggere a modello. Allora non si possono eleggere a modello delle opere che avevano forse una circolazione vasta, forse che erano state rappresentate, forse cerca di togliere i riferimenti a tutto quel teatro che aveva una componente materiale, che era stato sul teatro, che era stato rappresentato da corpi, forse anche in virtù del fatto che sono anni difficili per il teatro a Roma, no? La sospensione delle attività teatrali, la chiusura del Tordinone, quindi
è una materia per un crescimento, un'Arcadia legata in qualche misura alla sfera clericale, è un argomento difficile, e quindi il dramma pastorale semplicissimo di Ottoboni può assurgere in quel caso modello. Ma quello che è più interessante ancora è che nel dialogo successivo della bellezza della poesia, quando si parla di commedia, in realtà Crescimenti dice che la commedia, sì, insomma, nel 600, nella fine del 600 non ha più quel grande valore che aveva in passato, e che è più utilmente sostituita da un altro genere che è quello del dramma per musica. Ricostruisce di solito la storia letteraria del dramma per musica, dicendo che appunto dopo un inizio nel segno della classicità come Rinuccini all'inizio del 600 c'era stato un imbarbarimento dovuto, lo attribuisce soprattutto a Cicognini, e poi verso gli anni della formazione dell'Arcadia, come avviene per ogni altro genere, un grande risorgimento delle lettere nazionali che avviene prima battuta in forma non ancora completa grazie ai drammi di Apostolo Zeno e di Domenico D'Annunzio. Però colui che veramente rilancia la poesia per musica, secondo lui, è un'altra volta Ottoboni. E con quale testo? Un'altra volta con l'amore eroico tra i pastori. Il cortocircuito tra generi e forme, la difficoltà da parte di Crescimenti di forgiare anche un vocabolario poetico che non sia ambiguo, lo porta a investire del ruolo di modelli esemplari per i poeti dell'Arcadia lo stesso testo sia per la tragedia che per la commedia. E questo per farci capire sia l'ambivalenza del testo ottoboniano, che si prestava a letture diverse, anche perché di fatto era una tragicommedia sul modello semplificato del Pastor Fido, sia per far capire che le idee sulla letteratura teatrale che aveva l'Arcadia non erano, che aveva Crescimenti, almeno da rappresentante dell'Arcadia, non erano così limpide. Qui avete la lista dei compositori, dei librettisti in realtà che vengono eletti a modello, ma su questo non mi soffermo, e mi soffermo invece su un altro passaggio interessante proveniente da fonti archivistiche di un giudizio di Crescimenti sulla drammaturgia ottoboniana, un giudizio che non è più relativo a un dramma per musica, ma una vera e propria tragedia, e in specie una tragedia sacra. Allora, se abbiamo visto che questo amore, l'amore eroico fra i pastori, questo piccolo e minuto, insomma, fragile forse nell'intelaiatura dramma per musica, viene investito con tutti gli onori a modello per la poesia tragica e per la poesia comica, ci abbiamo a che fare qualche domanda sui testi che vengono esclusi invece in qualche misura dal canone. E un testo che non rientra proprio benissimo nel canone è questa Adonia. L'Adonia, che è una tragedia di argomento biblico sulla successione al trono di Davide contestata tra Adonia e Salomone, un testo interessante, diverso dall'amore eroico per i pastori di Ottoboni, che era stato in quegli anni attaccato proprio in seno all'Arcadia dal toscano Del Teglia. Francesco Del Teglia, a sua volta Arcadia, aveva mosso delle osservazioni che sono contenute in questo manoscritto, no, in Biblioteca Vaticana, nell'archivio di Santa Maria in Cosme, dove Crescimenti era arciprete, un manoscritto in cui sostanzialmente Del Teglia accusa Ottoboni sia di aver fatto una favola episodica, cioè una favola non incentrata soltanto su una storia ma su più episodi, che non andava bene secondo le regole post-aristoteliche, non realmente aristoteliche, e poi lo accusa di un problema di ortodossia religiosa. Cioè lui, facendo capitare due episodi diversi, ossia la morte di Davide e l'incoronazione di Salomone, nello stesso giorno, per far sì che tutto rientri nelle famose 24 ore delle unità aristoteliche, commette un grave errore contro la fede, perché i testi sacri che riportano, che sono fonte per questi libretti, non possono essere toccati in nessuna maniera, secondo Del Teglia e secondo una lunga tradizione che fa capo anche a Correia. Crescimenti difende in un altro parere manoscritto l'Adonia, la difende, dice che alla fine non è episodica e che va bene un piccolo cambiamento anche se la fonte sono le Sacre Scritture, perché prende naturalmente le difese del proprio amico, patrono di questo grande autore, però
Nella bellezza della volgare poesia, teniamo presente che questo è un manoscritto in cui ci sono tutti i documenti legati che poi influiscono nella bellezza della volgare poesia, di questo testo e di questa polemica non si fa cenno. E questo è un segno importante di come Crescimbeni tentasse ancora una volta di eleggere a letteratura teatrale arcadica un genere teatrale che non potesse incorrere in questi problemi spinosi di critica sia poetica che soprattutto etico-religiosa. Quindi la tragedia religiosa viene difesa, la tragedia religiosa di Ottoboni, eppure Crescimbeni, che conosceva bene questo testo, preferisce additare un modello di tragedia, non questo tipo di tragedia religiosa, ma la pastorale disimpegnata dell'amore eroico tra i pastori. Perché, e mi avvio verso la conclusione, questo discorso sul lieto fine che abbiamo visto emergere a più riprese nella bellezza della poesia in Crescimbeni, che è quello che di fatto costituisce anche un elemento forte per far sì che Crescimbeni additi a modello Ottoboni? Perché questo lieto fine era così importante per gli Arcadi? Beh, questo è per una questione di ortodossia veramente religiosa. E se abbiamo accennato al fatto che non è vero che la pastorale fosse unanimemente nel primo Settecento considerata come l'erede perfetto della tragedia cinquecentesca per rispondere nella battaglia tra nazioni al grande successo della tragedia francese, perché invece sul lieto fine sono tutti d'accordo? Perché da Scipione Maffei a Vincenzo Gravina, che qui vedete citato, sono tutti d'accordo. Diverso è il discorso sulla pastorale. Lo stesso Gravina, dopo un iniziale avallo del modello della pastorale, prende le distanze. Ci sono delle viti interne ben note, i dissidi dell'Arcadia sono stati studiati molto in questi ultimi anni. Gravina prende le distanze dalle pastorellerie e andrà nel 1712, l'anno successivo alla scissione che lo porterà a fondare l'Accademia dei Querini e a uscire dall'Arcadia. Nel 1712 lui pubblica 5 tragedie, che non sono drammi per musiche, sono tragedie alla greca, con dei cori in settenari sdruccioli, incentrate non su temi pastorali inventati ma su soggetti storici. Però c'è un punto fondamentale su cui invece la maggior parte dei letterati, veramente la gran parte, la stragrande maggioranza dei letterati a questa altezza consentono, sia sul fatto che la tragedia debba finire bene. Abbiamo detto che Ingegneri diceva che la tragedia deve finire bene perché altrimenti se finisce male gli spettatori non vengono. Ecco, questa preoccupazione di tipo scenico, ancora una volta, è totalmente abbandonata negli scritti di Crescimbeni, non negli scritti di altri come Maffei, ma negli scritti di Crescimbeni. E ancora una volta ci conferma quanto la sua visione della letteratura teatrale fosse una visione di un lettore di teatro e non di uno spettatore. Perché per Crescimbeni la tragedia deve finire bene, perché così il lettore della tragedia può apprendere l'utile e importantissimo precetto che alla fine la provvidenza salva sempre coloro che sono in difficoltà. Tralascio la citazione per andare a presentare un ultimo punto. Bene, l'idea che abbiamo di Ottoboni è quella del grande drammaturgo assunto a modello da Crescimbeni per la sua pastorale, dell'autore di pastorali, però Crescimbeni è tantissimo altro. È autore di tragedie, Crescimbeni librettista e tragediografo, autore di tragedie sacre, è autore di drammi che hanno una forma molto sperimentale e difficilmente riesce ad essere schiacciato sulla visione che Crescimbeni dà di lui. Eppure Crescimbeni, anche nella seconda edizione della bellezza della poesia uscita nel 1712, non citerà nulla di Ottoboni, pur intervenendo in molti altri passaggi, non citerà nulla di diverso di Ottoboni che l'amore eroico tra i pastori. Quindi, al di là di questa ultima slide che in chiusura non affronto, ciò che mi preme veramente dire è che Ottoboni difficilmente si lascia ridurre a delle categorie come quella di autore di pastorale che Crescimbeni voleva affiliare per farlo sostanzialmente un militare della sua battaglia contro Gravina e contro un certo tipo di idea di tragedia. Ecco, Ottoboni è un autore versatile che con la sua versatilità ci fa capire che le soluzioni teatrali in Arcadia erano ben diverse da quella piatta unità che Crescimbeni un po' prospetta.
anzi, con Amore e gratitudine, che è una pastorale, e che è una pastorale del 1691, lui ci fa vedere qualcosa di molto diverso, ci fa vedere come in realtà la concezione da parte di Ottoboni del teatro sia una concezione scenica, come lui intervenga in rapporto con Cristina di Svezia, con il teatro di Cristina di Svezia, riprendendone e rivolgendone, in senso, questo sì, profondamente spirituale, le categorie, spostando da quel classicismo filosofico di Cristina il suo teatro verso una direzione che è invece quella ortodossa, cattolica, di un classicismo messo al servizio di un'idea molto diversa da quella di Gravina, molto diversa da quella di Crescimbeni. Grazie. Grazie a Enrico Zucchi anche per la puntualità, e diamo la parola a Caterina Granz della Australian National University, che ci parlerà di Ottoboni, opera and Arcadia Reformer. Caterina Granz è studiosa di scenografia, di storia del giardino e del paesaggio. Grazie mille, grazie anche a Tommaso per l'invitazione. Ok. The operas produced in Rome between 1690 and 1715 were the first of a new style of drama musica that came to dominate European opera production in the 18th century. The proximity of patrons, librettists, composers and artists to the Arcadian Academy in early 18th century Rome meant that many aspects of operatic production were shaped by the emerging Arcadian ideology. Although the debates initiated, as we've just heard, by the members of the Arcadian Academy were chiefly concerned with the reform of poetry and its expression on stage, they did turn their attention to all aspects of opera production, including music and set design. This paper will consider these debates in light of Ottoboni's enthusiasm for fully staged opera performances. To step back a century or so, Sebastiano Serlio's categorizations of settings based upon Vitruvius are amongst some of the most well-known images of theatre from this period. And we see in these images and the text that accompanies them the idea that settings must be appropriate to the genre of play that they are for. He writes that cities and palaces are for tragic drama, domestic and vernacular architecture for comedies, and wild nature for rustic satyr plays. Although Serlio's sets were illustrations of classical ideals more than true representations of staging at the period, this concern about appropriate staging would continue throughout the next few centuries. As opera developed around 1600, it was believed that this new theatrical form, which brought together poetry with music and staging, would create an event of heightened emotion. Stage sets quickly came to be considered vital in achieving this. Designers and engineers working on opera drew on the tradition of the intermezzi, and it became common for operas to have at least 4 to 5 sets. In Claude Francois Menestrier's treatise on the performance of music, published in 1681, he recalls the introduction of operas to Venice by Claudio Monteverdi earlier in that century. He writes that Monteverdi introduced to Venice those sorts of performances that have become so well known for their magnificent stage settings and costumes, their refined singing, their harmonious instrumental accompaniment, and for the erudite music of Monteverdi himself. Such dramatic entertainments must be given all these ornaments if they are to be well received, for if they boast nothing other than the beauty of composition, people consider them just like any other piece of vocal music. End quote. While stage sets were expected to contribute to the magnificence of opera, they were also required, at least initially, to comply with Aristotelian unities of time and space. These unities were of vital importance to many poets and critics at the time of the creation of opera. The unities required that a text should contain just one coherent action to which all events in the play contribute, and this action should take place in a single fictive day. And we see this alluded to on frontispieces for plays from this period, for example in
Grazzini's La Strega from 1566, the scene is described as E Firenze, with different parts of the play set in a series of different houses. And he states that the narrative begins at a good hour and finishes within that day. These three unities were believed to ensure that the work would have the appearance of being real or true to nature. In short, that it would have verisimilitude. This concern with verisimilitude had been problematic for the creators of opera due to the fact that having characters sing instead of speak was inherently unrealistic. And this is one reason that the earliest operas were based on pastoral narratives, in which the relationship between music and drama seemed more natural, intimate, and spontaneous. Characters from myths, such as Orpheus and Apollo, were musicians, so it was appropriate for them to express themselves in song. And the humanist and musicologist Giovanni Battista Doni wrote that the pastoral appealed because its very language was flowery and sweet, so that one may even admit that it has melody in its every part, since there are shown deities, nymphs and shepherds from that remote age when music was natural and speech was like poetry. However, as opera gained in popularity across the Italian peninsula, this idea that sets should contribute to the unity of place began to be superseded by a focus on the visual appeal of sets and the sense of surprise and wonder that they could induce in audiences. So to jump now to the late 17th century and to the point where the Arcadians begin their new program of reform, opera presented a challenge for the Arcadians, as we've been hearing. On the one hand, opera was seen to epitomize the worst of bad taste. Fully staged opera, or drama con musica, was often seen as responsible to a great extent for the deterioration of poetic art in 17th century Italy. What had begun as an academic exercise in reviving antique performance styles in late 16th century Florence had been co-opted by princely courts and public theatre to become a spectacle which focused on music above poetry, which manipulated plots to include scenic marvels and superhuman actions, and had very convoluted storylines. There was also a perception, and probably not without basis, that the different aspects of performance, poetry, music, scenography, dance, tended to be devised with little reference to each other. And so opera was far from being a bel composto. At its worst, it seemed to the Arcadian reformers to strive to satisfy the base emotions of the audience, and did little or nothing to comply with the Aristotelian ideals of unity. These ideas are wittily captured in Benedetto Marcello's widely read satire of opera, Il Teatro alla Moda, published in 1733, in which he writes that the modern impresario must not know anything at all about the theatre, or music, or poetry, or painting. And although a satire, Marcello's text echoes concerns in the earlier writings of prominent Arcadians. Views about opera in the Arcadian Academy range from extreme to accepting. For example, Ludovico Antonio Muratori, at one point in his Della Perfetta Poesia Italiana, first published in 1706, described opera as monstrous. His version of opera that he deems acceptable is quite stark. He expects it to have unaccompanied vocal music, and this to be used only in unison with choruses that would close each act. He questions the use of machinery or machinae, and observes that the Greeks were able to evoke stories and heroic deeds without the use of these superhuman machines. Yet Muratori did not reject opera entirely. He wrote that he had no wish to abandon the various elements of opera, but he argued that the music should be more honest, simple and concise, and aimed to leave the audience with the desire for more rather than wholly satisfied. He also argued that the story should be served by the novelty of the machines and the visuals, by the dances and the intermezzi, and that these should serve the words, and rather than the words simply acting as an accompaniment to the rest of the aspects of the opera. And although
Muratori ultimately parted ways with the Arcadians. It's likely that views like this helped to perhaps encourage a new collaborative spirit in the arts. Gian Vincenzo Gravina included in his Della Tragedia a description of the Vitruvian categories and investigated early classical sources for the staging of drama. He quotes Virgil's Georgics on the use of stage machinery and insists that although the ancients had used scenery, the modern use of it was a monstrous thing. He argued against the tendency to constantly transport spectators from one location to another during a single performance. Again, Gravina does not argue entirely against opera either, but he thinks that the balance is wrong. He claims that in antiquity, the authors of tragedy had themselves also composed music and designed scenery, and therefore created unified works of a much better dramatic effect. But in modern times, there is no dramatic effect in Italian theatre because the music, the scenery, the poetry and the production were all in the hands of different men who understood nothing of each other's problems and took no interest in collaboration. Worth mentioning also is Pier Jacopo Martelli's discussion of sets. He also looks at records from ancient texts to inform modern staging. But he actually argues that it's not necessary to comply too strictly with descriptions from ancient texts, as these are from a time when the technology of staging was less sophisticated and the scenes were very slow to change. Now, he suggests, if sets can be changed quickly and without disruption to the audience, there is no reason to follow the Aristotelian unities too slavishly. He writes at length about how a great text can be distorted once all involved, the composer, the singers, the architect, the engineer, the painter, and the impresario, have added the things that they each want. And he observes also that what is praised at court, thinking, I think, of the large-scale princely courts in Europe, what is praised at court will not be praised within the intellectual academies, such as the Arcadians and the Accademia della Crusca. In this discussion, Martello singles Ottoboni out for praise. He cites his works Constantino Pio and Ciro alongside works by Apostolo Zeno and Carlo Sigismondo Capecci. He especially praises Ottoboni for his private productions and observes that these are staged outside of the usual constraints of court or a paying public. And so to Ottoboni. We can suspect, we have heard already that he was engaged to some extent in these debates because aside from writing a substantial number of libretti, he is also named several times in these texts. And so we've heard already just about Crescembeni, the custode of the Arcadians, who credits Ottoboni alongside a number of members of the Arcadia with having created works that strike a balance between the current taste for staged musical drama and the Aristotelian ideals and buon gusto that he and the Arcadian Academy support. So we can see in the writings of leading Arcadians that the staging of opera was of a particular concern. Nonetheless, most Arcadians, even the most hardline, accepted on some level that poetry set to music and performed on stage was now part of the cultural milieu. And patrons such as Ottoboni, with his love for music, art, architecture and poetry, clearly regarded drama per musica as a central part of artistic expression. And this is, I think, surely in no small part due to the fact that opera had the capacity to unite the arts. And this is an enterprise that we know Ottoboni was particularly interested in, given his petition, mentioned already by Tommaso Manfredi earlier today, to Pope Clement XI to establish the Accademia Albana. And this academy, the intention of it was to incorporate the existing organizations like the Accademia di San Luca, and to bring together painting, sculpture and architecture with things like music and dancing and literature.
And I would suggest that we can probably deduce from this proposal that Ottoboni was particularly invested in a vision of an artistic culture that drew together the arts in a spirit of collaboration. And perhaps this proposal could be read on one level as a response to the criticisms of leading Arcadians that the art of theatre and opera had become fractured, with a lack of cooperation between different artists. And perhaps Ottoboni saw in opera an opportunity for the creation of a type of bel composto that could unite art and architecture with music, ballet and poetry. And so for the last section of this paper, I want to look at some of the settings that we do have from the hand of Filippo Juvara for Ottoboni's operas, and to speculate on the ways in which they can be seen to respond to the Arcadian debates about stage sets. So there are a vast number of sketches, as again we've seen already today, finished drawings and engravings recording Juvara's work for Ottoboni and for other members of the Arcadian Academy in Rome. His set designs are immediately distinct from those of earlier periods, and even from those of contemporaries such as the Bibbiena, and you can see a comparison there between one of Juvara's sets and one of the Bibbiena sets. The architecture in Juvara is less over the top and less over-ornamented, over-decorated, and it seems intended to evoke real buildings and places that are, on the whole, much more connected with real human actions and less upon this idea of superhuman magnificence. The libretti by Ottoboni also tend to strongly evoke the place in which each scene occurs. Although he doesn't restrict himself to a single locale, sites are usually set within one geographic place. And his visions of heavenly magnificence, they're either left out or they're restricted to just one or two scenes. This is presumably an attempt at a kind of unity and relevance of place in the staging of the opera. And if you read through his libretti, that's an example here from Ciro, you can see that the descriptions of the stage settings are really quite detailed in comparison to earlier operas in, say, Venice, where it would often just say Giardino, Bosco, etc. So pastoral themes, of course, were of key importance to Arcadian writers for obvious reasons. And in an opera such as Ottoboni's Il Giro, Juvara creates a new way of depicting nature on stage. In this scene, the vision of landscape changes from those seen in earlier sets by designers like Giacomo Torelli, seen there, or Ludovico Bernardini. Juvara softens the image. He seems to draw on, as again we've heard, the aesthetics of landscape painting, and the result is a scene that is less controlled and more pastoral, more bucolic. Juvara also seems to draw on an aesthetic for landscape that seems intended to directly evoke the landscape around Rome, placing the performances of opera even more grounded in people's experience of Rome. And again, we've seen this set already. For example, he includes the Capanne in several of his sets. And here is one designed for Orlando, an opera, as we've heard, staged by Queen Casimira and Alessandro Sobieschi. And what I find particularly interesting is not only is this a sort of vision of bucolic pastoral, but these thatched shepherd's shelters were actually common in the Campagna around Rome, so they would have been familiar to audiences attending operas in Rome. And also in Crescembeni's L'Arcadia, his writing in which he tells the story of the creation of the Academy through a reimagining of Rome as a pastoral site, in which he changes the palaces of the great princes and cardinals like Ottoboni into capanne. And Ottoboni is discussed in the fifth prose under his Arcadian pseudonym, Crecchio, and he's mentioned as hosting a sinfonia with music by Arcomello, the pseudonym of Corelli. So Ottoboni has created here a sort of new vision of the pastoral based upon
not just landscape painting, but even the landscape around Rome. His operas were also, by the time Juvara was working with him, not wholly based on pastorals, but also telling stories of the antique past. A good example of this is Constantino Pio. This opera is based upon events from the life of Emperor Constantine and presented audiences with a story strongly connected in the libretto and in the sets by Juvara to Rome itself. Juvara's vision evokes a classicizing representation of Rome, in which he blends references to real known structures with inventive reconstructions of the ancient city. For example, in this design for scene 3, the engraving of Juvara's set shows the Arch of Constantine within a reimagined urban setting. And the sketch associated with the scene shows a more elaborate reinvention of the antique arch, where Juvara has drawn a single arch and the solid piers have been replaced by freestanding columns. It is difficult to say which of these images best represents how the stage actually appeared to audiences, but in either case, Juvara presented the audience with a vision of the past that was grounded in reality. And surely this is a response to the debates in Arcadia about Aristotelian unity and the expectation that sets and narratives in general will be grounded in worldly reality and will connect the viewer with the truth of poetry rather than just focus on marvels and spectacle. And so my final observation today is a reflection on Juvara's use of perspective to structure his sets, and the way in which they differ markedly from what had become the standard composition by the end of the 17th century. As well as paring back the grandiosity and richness of the types of architecture represented in sets for Ottoboni, Juvara also began to use different perspectival techniques. Through much of the 17th century, designers like Giacomo Torelli had created sets where the focus was to create the illusion of improbably long one-point perspectives. Famously, the illusion of these perspectives tended to work best from a single viewing point in the centre of the auditorium, usually the position of the royal box, with audience members seated elsewhere getting a less fully resolved illusion of the space on stage. Although this technique was used both in courtly theatre and public theatre, the fact that it allowed only a single viewer or a small group of viewers the ability to enjoy the proper illusionistic effect of the design lent itself to the hierarchy of courtly performance. Only the king or the prince saw the illusion properly. And what we see in Juvara's sets is very little use of this technique. Instead, sets tend to be asymmetrical and make use of the scena per angolo technique, being popularised at the time by the Bibbiena. And this approach favoured vanishing points placed at an oblique angle to the stage. The sets would either use one-point perspective, but with the vanishing point set at an angle approximately 45 degrees to the proscenium, or the set would have 2 or 3 different vanishing points. Juvara's designs for interiors, such as throne rooms, prisons and temples, I don't have an example of this, sorry, still tend to be symmetrical, but were nonetheless very different to the conventional endless hallways or courtyards that disappeared into the far distance that had become typical in the late 17th century. Juvara experimented with scenery that could be moved up and down vertically, which meant that flats could be placed in the centre of the stage space, as well as along the sides of the scene. And this allowed buildings or trees to be positioned more naturalistically and informally in the centre of the stage, which lent an air of verisimilitude to the scene. And although Juvara's stylistic innovations clearly have their sources in broader shifts and developments taking place around the turn of the 18th century, such as the Bibbiena, as sets that they were making elsewhere in Italy, it seems likely to me that the ideology behind oblique representation would have appealed to Ottoboni and the Arcadians. Since the Renaissance, there had been architects and set designers who suggested that the use of multi-point perspective was more democratic and represented a level of equality between the members of the audience.
In 1574, when he created the Scene Stabile for the Teatro Olimpico in Vicenza, Scamozzi emphasized the way in which the three diverging perspectives created an equality amongst the spectators. And this is also mentioned in an unpublished treatise in the 1590s by Ercole Bottrigari. Equality between members of the Arcadian Academy was often stressed, including in their founding sacraments. Members were meant to be welcomed to meetings regardless of status. And so although patrons like Ottoboni were obviously of high status, it seems probable that for productions that would be presented to the Arcadians, they would have desired designs that evoked the ideal of equality between spectators. The designs and engravings we have recording Uvara's sets for Ottoboni certainly suggest that they may have achieved this. And so to conclude, we see in Ottoboni's operas, I would suggest, a direct reflection of the Arcadian debates about set design and staging. Ottoboni clearly regarded opera as a key form of artistic expression and was searching for a way to renew it in light of the Arcadian debates. And in his operas we see a renewed concern with verisimilitude, with unity, and a shift away from this over-the-top magnificence that had characterized so much of opera over the 17th century. Thank you. Come avete sentito, questa relazione integra molto bene quella precedente di Enrico Zucchi, dimostrandoci come lo stile nuovo, il dolce stile nuovo del dramma musicale promosso da Ottoboni è nel segno dell'unità delle arti, della connessione tra testo, musica, apparato scenico. Invito intanto a prendere posto Nicola Badolato dell'Università di Bologna e finisco col dire appunto che questa poi proposta di immersione nelle magnifiche scenografie di Juarra per il teatro della cancelleria segnano, diciamo, il superamento nel segno del paesaggio arcadico, il superamento delle macchinerie barocche condannate dalla poetica dell'Arcadia. La relazione di Nicola Badolato della cerchia di Pietro Ottoboni, poetica e drammaturgia musicale nel primo Settecento romano. Nicola Badolato è ricercatore in musicologia e storia della musica, ha curato varie edizioni di drammi musicali. Nicola. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti verso Tommaso Manfredi e Karin Wolf che hanno organizzato questa giornata per l'invito, naturalmente a prendere parte in un consesso decisamente prestigioso. Io sono un musicologo, quindi diate pietà di me, ovviamente mi inserisco nel discorso ottoboniano per le evidentissime note conosciute interconnessioni che già sono state abbondantemente citate nel corso della giornata di oggi di Pietro Ottoboni con la musica, in particolar modo con l'opera. Mi occupo nello specifico di drammaturgia musicale, di filologia dell'opera e del libretto e quello che mi interessa soprattutto sottolineare nelle analisi che vi proporrò da qui a pochi secondi sono alcune considerazioni sulla costruzione del dramma per musica, in particolar modo come le idee ottoboniane influenzano non soltanto le produzioni domestiche sostanzialmente di Ottoboni, ma una serie di produzioni limitrofe in ambienti collegati alle figure di Ottoboni, ma in realtà il panorama operistico del primo Settecento. I miei interessi verso Ottoboni promanano da ricerche tutto sommato abbastanza recenti, 2013-2014. Anch'io, come ricordava poco fa Enrico Zucchi, grazie ai progetti barocchi della Fondazione sulla ricerca barocca della Fondazione 1563 per l'arte e la cultura di Torino, anche in questo caso saluto la professoressa Di Macco, che hanno affrontato appunto una serie di studi su questi testi e in particolar modo, questo se ne parlava poco fa,
la pubblicazione, anche un piccolo spot pubblicitario, dell'edizione della partitura del Ciro di Ottoboni che abbiamo citato, che mette insieme il libretto ottoboniano, le incisioni contenute nel libretto, i disegni preparatori e la musica di Alessandro Scarlatti, che è splendida, veramente splendida. Purtroppo non esiste ancora un'incisione, ma insomma confidiamo, vero professoressa, di poterla realizzare a breve. Detto ciò, appunto ci muoviamo nell'ambito del deciso rinnovamento stilistico e ideologico che ha investito il panorama artistico nel primo Settecento italiano ed europeo e nella sua particolare lampante evidenza in campo teatrale, segnatamente nel melodramma, segnato e interessato da eterogenee e articolate trasformazioni promosse in primo luogo, lo abbiamo visto, dagli intellettuali letterati affiliati all'Arcadia. In questo processo di trasformazione il contesto culturale romano ha giocato un ruolo sicuramente di primaria importanza, in particolar modo il mecenatismo e l'attività spettacolare promossi alla corte di Ottoboni, del cardinale Ottoboni, nel Palazzo della Cancelleria e negli ambienti ad essa collegati sono centrali nello sviluppo di questa cultura artistica, musicale e teatrale, non solo romana ma direi europea. Come è noto, convivono, lo sappiamo dalle ricerche musicologiche di lunga data, sulla scena romana dell'ultimo Sei e del primo Settecento due diversi sistemi di spettacolo operistico, di produzione operistica, tra loro in certa misura concorrenti. Da un lato le produzioni promosse nei palazzi cardinalizi e nobiliari, nelle residenze degli ambasciatori e nei collegi, collocabili all'intersezione tra lo spettacolo pubblico, l'opera di corte e la rappresentazione privata. Dall'altro le opere di carattere più marcatamente impresariale promosse dai teatri pubblici. In realtà tutte le produzioni sono in qualche modo pubblico, ma insomma pubbliche nel senso di a pagamento, a cui si accede con un biglietto, che testimoniano un deciso interesse verso il modello commerciale alla veneziana, 1637, data di nascita del sistema moderno empresariale di gestione dell'opera e produzione operistica. È emblematica, ovviamente in tal senso, la frenetica attività di patrocinio in ambito musicale, oltre che artistico, poetico e antiquario, di Pietro Ottoboni, spesso segnata dal tentativo di coniugare il gusto veneziano con quello romano. E con lui figure di promotori dell'attività teatrale e musicale furono tra gli altri l'ex regina di Polonia Maria Casimira, Saverio Franchi la definì una Cristina in XVI, con la sua piccola corte, con il suo teatro domestico nel palazzetto Zuccheri della Trinità dei Monti, e poi dopo di lei anche per esempio Giacomo III Stuart, pretendente al trono di Gran Bretagna, con la moglie Clementina Sobieschi. Nel 1711 e 1730 sui palcoscenici romani presentano i loro lavori compositori anche di provenienza veneziana, come Antonio Caldara, Carlo Francesco Pollarolo e poi in ultimo anche Vivaldi, o napoletani o presunti tali, ormai stabilmente romanizzati come i due Scarlatti, Alessandro e Domenico. Sul fronte degli apparati scenici, lo sappiamo, i nomi più rilevanti attivi a Roma nel primo trentennio del Settecento vengono da fuori e sono Filippo Jovarra, naturalmente, Pompeo Aldrovandini, Galli di Viena, Domenico Vellani, Alessandro Mauro e oltre ai romani Antonio Canevari e Fontana. L'attività teatrale dei poeti romani come Giovanni Filippo Bernini, Giovanni Domenico De Totis, Carlo Sigismondo Capeci, Silvio Stampiglia e altri si può leggere in certi versi in continuità tra le tendenze dei due secoli. Soprattutto Capeci e Stampiglia, attivi ancora nei primi decenni del Settecento, costituiscono una sorta di cerniera tra i due secoli. Nei loro lavori si legge infatti traccia dei fermenti letterari arcadici e delle nuove istanze razionalistiche, così vogliamo definirle, del dramma per musica, pur nella riproposizione di stilemi e convenzioni drammaturgiche ormai consolidate. La cospicua e variegata produzione seicentesca di drammi musicali, che l'Arcadia ritiene per lo più mediocri nella versificazione, inverosimili nell'orditura degli intrecci, sconvenienti nella commistione di personaggi nobili e umili, subì a inizio Settecento un processo di trasformazione assai complesso, che a fatica si lascia descrivere come un fenomeno omogeneo e unitario, attribuibile cioè all'opera riformatrice di un singolo autore.
Lo studio diretto dei libretti composti già a partire dall'ultimo quarto del Seicento mette in luce tendenze assai differenziate, infatti, che si possono ricondurre tanto alle istanze arcadiche quanto alle trasformazioni delle altre componenti dello spettacolo operistico e al gusto dei diversi contesti a cui esso era destinato. Sul piano della confezione del dramma, l'influenza arcadica si esprime, come visto anche poco fa, in primo luogo nel rispetto delle unità aristoteliche o pseudo-aristoteliche, nella preferenza per i soggetti tratti dalla storia greco-romana, nell'esaltazione degli eroi antichi che vengono elevati a emblemi e a virtù ideali, che trionfano sui rivolgimenti della fortuna e della politica. I personaggi buffi vengono relegati nelle controscene e negli intermezzi, quelli che diventeranno gli intermezzi, e l'intreccio si basa su un unico filo conduttore che attorciglia, per così dire, in un solo nodo, 4 prime parti. Entriamo nello specifico musicale: 2 o 3 soprani e un contralto, donne o castrati, in abiti maschili o femminili, e talvolta un tenore come antagonista maschile, insieme con 2 o 3 personaggi secondari. Dal punto di vista della drammaturgia musicale, le alterne passioni degli interlocutori e i 1000 affetti che li dilaniano trovano corpo in un elaborato sistema di arie solistiche alternate a duetti, fiorari e cori. Quanto allo stile letterario, i drammi propongono appunto una decisa regolarizzazione formale della poesia e una chiara spinta verso l'elegante scioltezza del linguaggio musicale. E in tutto questo il modello dell'aria col da capo, che perdurerà almeno fino a tutto il secolo sostanzialmente, almeno fino agli anni 90 del Settecento, assicura una cornice formale equilibrata e ordinata per l'espressione poetica degli affetti. Questo fa l'opera in musica. Ciascun personaggio vi inquadra il proprio sentimento, organizzandolo in concetti logici e con ciò razionalizzandolo in un processo, potremmo dire, di stilizzazione. Insieme con i nuovi ideali drammaturgici si trasforma, dicevamo, anche la dimensione scenica dello spettacolo operistico. Stamattina già vedevamo con la relazione di Manfredi, già dalla fine del Seicento si ricercano alternative alla convenzionalità prospettica e alla simmetria della scena a fuoco centrale, che aveva sino ad allora sancito un'ideale unione tra il palcoscenico e la sala teatrale, tra lo spazio immaginario della narrazione e lo spazio reale degli spettatori. Si affermano nuove formule dell'ottica scenica, solo apparentemente irregolari, perché ovviamente sono ben controllate dall'applicazione rigorosa delle regole prospettiche, come la scena a fuochi multipli e la brutta perambolo, di cui abbiamo sentito parlare già appunto in precedenza. Questa in particolar modo, quest'ultima, propone un impianto diagonale della scena, non più risolto entro il cono visivo dello spettatore, ma incuneato, diciamo così, da un lato tra le quinte, fuori dalla portata dell'occhio del pubblico, e veduta che sollecita in qualche modo la capacità evocativa dello spettatore, nascondendo alla sua vista parte dell'ambiente rappresentato e in più simulando spazi di grande ampiezza, sospingendo gli attori e i cantanti verso il proscenio, ossia nella zona da cui possono dominare meglio con la voce e con il canto la sala teatrale. Nella cornice di questi processi di riforma classicistica che interessò la cultura italiana sul finire del Seicento, la produzione drammatica di Pietro Ottoboni, una ventina di lavori composti tra il 1688 e il 1729, drammi per musica, pastorali, oratori, feste teatrali, è emblematica. Sappiamo sin dalla bellezza della poesia, Crescimbeni annovera il cardinale tra gli iniziatori di un orientamento drammatico improntato al recupero delle regole classiche e che pochi anni dopo, nel dialogo della tragedia antica e moderna, Martello considera 2 drammi ottoboniani, Costantino Pio 1710 e Il Ciro 1712, alla stregua delle migliori tragedie antiche. Il legame dell'Ottoboni con i primi artefici del movimento arcadico sono ovviamente noti ed evidenti, anche a partire dalla fondazione a Roma dell'Accademia dei Bisuniti, denominata in seguito ottoboniana in onore del patrono che vi partecipò appunto col nome di Cargiotta Bellini. L'esordio dell'Ottoboni drammaturgo
per musica si ha con la Statira, rappresentata per la prima volta nel Teatro di Tordinona, teatro pubblico, quindi il 5 gennaio 1690, con musiche di Alessandro Scarlatti e ripreso nell'aprile successivo alla Cancelleria. E poi con il Colombo, ovvero l'India scoperta, andata in scena sempre a Tordinona il 28 dicembre 1690 con musiche di Pasquini, Bernardo Pasquini. Gli intrecci di questi due drammi sono desunti dalla contaminazione di fonti eterogenee. Anche qui cominciamo a entrare un po' nelle tecniche nell'ars combinatoria tipica dei libretti d'opera. Dalla contaminazione di fonti eterogenee, per esempio le vite parallele di Plutarco, la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, ma anche fonti teatrali, drammatiche moderne, come l'Andromache e la Berenice di Jean Racine, per esempio per la Statira, o il Cid di Pierre Corneille e il Tamerlan di Jacques Pradon, e finanche il nuovo mondo di Lope de Vega e la caduta del regno delle Amazzoni di Giuseppe De Totis per il Colombo. Vi ho riportato alcune immagini da questi libretti, questo in particolar modo è il Colombo. Il successo ottenuto da questi due lavori fu in realtà abbastanza scarso. Furono apprezzati dagli spettatori soprattutto per le scene e per i costumi, per la musica e per i cantanti, meno per il testo drammatico, e qui ritorniamo a quella sempre un po' controversa posizione di Ottoboni come letterato a volte apprezzato, a volte denigrato dai contemporanei. Tanto la Statira quanto il Colombo si caratterizzano per i tratti moraleggianti dell'intreccio, questa è una delle cifre caratteristiche, proteso verso una decisa unità di azione e per la caratterizzazione fortemente idealizzante dei personaggi. Tra gli elementi più nuovi dello spettacolo, appunto anche apprezzati soprattutto dal pubblico, vanno annoverate le scene incise poi nei libretti, scene di Giovan Battista Gaulli, inserite appunto nel libretto e improntate verso una poetica di stampo classicista, quasi in anticipo sul gusto antiquario che poi verrà in voga successivamente. Ne ho riportate alcune qui all'inizio dell'atto secondo e poi all'inizio dell'atto terzo, mentre il successivo è il frontespizio della Statira. Nel 1710, dopo gli anni di forzata chiusura di ogni pubblico divertimento a Roma, Ottoboni ritornò al melodramma con precisi indirizzi spettacolari. Avendo sperimentato nel Tordinona quello che chiamava il pessimo gusto di questi romaneschi, una citazione, il cardinale decise di condurre la sua opera di promozione di forma melodrammatica nel teatro privato della Cancelleria. Non occorre richiamare forse questa immagine, insomma nota sicuramente a tutti, riservando gli spettacoli a, cito ancora, pochi uditori di condizione e confidenza, e quindi ricercando il consenso in primis del ceto intellettuale. Qui un ruolo di importanza primaria, va ricordato, fu giocato da Filippo Juvarra, che come sappiamo era stato chiamato nel 709 dall'Ottoboni per i lavori legati alla costruzione del teatro. L'apporto di Juvarra nei progetti teatrali ottoboniani fu certamente decisivo per la definizione della struttura complessiva di questi lavori, che era parte integrante di più ampi programmi culturali, un programma culturale decisamente più ampio, ai quali concorrevano tutte le componenti spettacolari. Vorrei passare poi in rassegna alcuni di questi lavori, non soltanto ottoboniani, ma anche appunto collegati all'ambiente ottoboniano, accomunati tutti da allestimenti juvariani, tutti messi in scena sostanzialmente con scenografie di Juvarra. Il primo lavoro, abbiamo visto poco fa, che il cardinale realizzò alla Cancelleria è Costantino Pio, musiche di Carlo Francesco Pollarolo, scenografie di Juvarra. Non lavorerò in questo caso sulle scenografie perché abbiamo già sentito parlare, ma soltanto sui contenuti del testo musicale. L'allestimento fu grandioso, riscosse il plauso degli arcadi presenti a una delle rappresentazioni succedutesi tra il 21 forse e il 25 gennaio, appunto c'è una data un po' incerta, la premiere del Costantino il 25 febbraio del 1710. Le lodi per il poeta per l'efficacia evocativa della finzione scenografica furono raccolte in una corona poetica di 15 sonetti pubblicati poi nel nono volume delle Rime degli Arcadi, vennero
citati alcuni stralci sui quali, che lascio alle mie spalle, non mi ci soffermo per brevità. Prima che sulle musiche, dunque, i sonetti di questa corona poetica indugiano sulla meraviglia dello spettacolo e in particolar modo delle scene, con riferimenti precisi sostanzialmente più al lavoro di Juvarra che all'opera di Ottoboni. La trama del Costantino Pio intreccia il tema politico con quello erotico, costante del dramma per musica di questi anni, a partire dalla storia antica. La vittoria di Costantino contro Massenzio, usurpatore del trono imperiale e persecutore dei cristiani, innesca tutti i principali eventi del dramma. Dal desiderio di vendetta di Massimiano, padre di Massenzio, che attenta alla vita dell'imperatore, al trasferimento di Licinio, ex alleato di Massenzio, qui celato in realtà sotto mentite spoglie in Arsace, nell'accampamento di Costantino, dalla passione amorosa di Costanza per Licinio a quella di Fausta per Costantino. Quasi a voler subito sottolineare la centralità del messaggio cristiano veicolato dal dramma e potenziato da uno sfarzoso macchinismo scenico, il primo atto si apre con appunto la religione sopra le nuvole. Cito dalla didascalia appunto scenica, precorsa da un genio celeste che tiene un'insegna militare piegata e si chiude con il trionfo di Costantino e con un ballo di gladiatori che formano i loro giochi. Nel finale un ulteriore prodigio scenico si ha con la comparsa di una gran macchina di nuvole che dilatandosi forma una reggia celeste in cui troneggiano la fede e le arti liberali, quindi il messaggio è abbastanza evidente. La seconda opera presentata alla Cancelleria da Ottoboni è Teodosio il Giovane, siamo nel 1711, con musiche di Filippo Amadei. In questo caso l'azione principale del dramma si basa ancora una volta sul conflitto politico tra l'imperatore d'Oriente Teodosio e il re di Persia Varane, crudele persecutore dei cristiani, violatore del giuramento di pace fatto da suo padre con l'impero. Ancora una volta il conflitto nasconde cause di natura sentimentale e infatti soprattutto il gioco incrociato di gelosie e di equivoci tra le coppie Teodosio, Atenaide, Ariane e Varane a costituire la linfa vitale del dramma, che si chiude con un atto di clemenza di Teodosio nei confronti del nemico e con il consueto lieto fine, matrimonio finale tra l'eroe eponimo e Atenaide. Il tema fondamentale del dramma è quello del buon governo. Legge, giustizia, virtù militare e fede sono i valori richiamati da Teodosio. Passaggio dell'11ª scena dell'atto secondo emblematico, come segno del percorso che appunto si svolge, si compie lungo il dramma nell'animo dell'eroe eponimo, dapprima irretito dalle gelosie, indi arricchito dalla grandezza morale e politica che gli spettano nel suo ruolo di imperatore. Il Ciro fu rappresentato alla Cancelleria il 7 gennaio 1712 per la prima volta con musiche di Alessandro Scarlatti. La trama narrativa, piuttosto semplice e lineare, si snoda, abbiamo visto, in parallelo a quella visiva, che percorre ed esplora, per così dire, una sorta di ideale itinerario arcaico. L'opera mette in scena il riconoscimento di Ciro, erede al trono usurpato da Astiagere di Media, nell'innocente pastore Elcino, cresciuto da Mitridate insieme con un'altra figlia, Renia, dopo essere stato abbandonato e destinato alla morte dal genitore Cambiseo. Ciro assumerà infine il potere sovrano. La sua ascesa sociale coinciderà con il trionfo della verità sull'inganno, mentre la sua innocenza virtuosa determinerà l'immediata rigenerazione della corte e di tutto il regno. Con gli altri drammi musicali ottoboniani il Ciro condivide l'ispirazione storico-antica. Le vicende sono tratte dalle storie di Erodoto, dalle storie filippiche di Giustino. Come già per le due opere precedenti, anche in questo caso però Ottoboni sembra valersi anche di fonti moderne, in particolar modo di un altro dramma per musica veneziano, il Ciro di Pietro Pariati e Tommaso Albinoni, 1709, e di una tragedia francese, la Thalie di Racine, precedente, 1691. Il tema principale del Ciro è, ancora una volta, come per Costantino Pio, il buon governo.
la cui configurazione è chiaramente esposta dal protagonista nella 13ª scena del primatto, talor chi serve di regnar più degno di colui che sostiene scettro e corona. Ma se al potere unita virtù regge l'impero, allora il trono non è del caso, ma del cielo un dono. Questa è un po' la morale della storia. Il sistema sociale dunque può ben essere corrotto dalla malvagità dei suoi singoli rappresentanti, ma alla fine qualche personaggio virtuoso ne otterrà in qualche modo la rigenerazione. Scorro più velocemente sull'ultimo degli allestimenti iuvariani alla cancelleria, Eraclio, non fosse altro perché abbiamo notizie abbastanza incerte sull'effettiva rappresentazione di questo dramma. Il dramma è di Pietro Antonio Bernardoni, in realtà, quindi non è di Ottoboni, le musiche composte da 3 compositori diversi, Francesco Gasparini, Carlo Francesco Pollaroli e un non meglio identificabile compositore che viene indicato come NN, che qualcuno ha addirittura associato allo stesso Cardinale Ottoboni, inverosimile che il Cardinale Ottoboni sia l'autore delle musiche, ma c'è stata anche nel passato questa interpretazione. Quindi, su Eraclio dirò soltanto appunto che il soggetto ancora una volta promana della storia antica e si fonde con una tragedia di Corneille d'Heraclius, imperatore d'Oriente, del 1647, che forse il librettista Bernardoni conosceva anche attraverso numerose traduzioni italiane. Un altro polo importante per le rappresentazioni operistiche, per la sperimentazione drammaturgica romana, vicina alla sfera culturale ottoboniana, fu, lo abbiamo visto, la residenza romana di Maria Casimira di Polonia, vedova di Giovanni III Sobieski, nel Palazzo Zuccari alla Trinità dei Monti, dove, sappiamo, dal 1704 era stato eretto un piccolo teatrino domestico che, nonostante le dimensioni ridotte, fu molto amato dalla nobiltà per la qualità degli spettacoli musicali in essi proposti, in gran parte basati su testi ideati dal segretario delle lettere italiane e latine Carlo Sigismondo Capeci. I drammi rappresentati nel teatro privato di Maria Casimira tra il 1711 e il 14 si distinguono, appunto sul libretto di Capeci, per la scelta accurata delle fonti letterarie classiche, Giustino per il Tolomeo di Alessandro, Euripide per Ifigenia in Auride e Ifigenia in Tauride, Igino per la Tetide in Sciro, Boiardo e Ariosto per l'Orlando, ovvero la Gelosa Pazzia, e Francesi, Cornelia e Racine per Tito e Berenice. Tra le peculiarità di questi lavori va segnalata innanzitutto una decisa riduzione rispetto ad altri libretti precedenti e poeti nel numero degli interlocutori, 6 in tutti i drammi, tranne nell'Ifigenia in Tauri che ne prevede 7, quindi non si discosta di molto, e di conseguenza l'azione risulta semplificata e condensata, ancorché infarcita di fraintendimenti, travestimenti e riconoscimenti mancanti, utili a ritardare fino all'ultimo lo scioglimento conclusivo. Tra questi libretti cito soltanto brevemente l'Orlando e la Gelosa Pazzia, non ho in questo momento il tempo di sintetizzare le trame di ciascuno, appunto questa di chiara ascendenza ariostesca, con contaminazione da Boiardo, Tetide in Sciro e poi le 2 Ifigenie, naturalmente, ne abbiamo sentito parlare anche nelle relazioni della mattinata, e poi in ultimo 2 drammi, ancora una volta in questo caso sul libretto di Capece, che ci proiettano non più in un teatro privato come quello di Maria Casimira, ma nel teatro pubblico. In questo caso il Capranica. Siamo nel 1714, Capranica sappiamo è una tra le sale più attive frequentate nel 6-700, si presentava nel 14 completamente rinnovato e presenta 2 lavori, entrambi con scenografie iupariane, il primo sul testo di Carlo Sigismondo Capece, Tito e Berenice, l'altro di Antonio Salvi, Lucio Papirio. La sintesi dei lavori citati finora è in quest'ultima slide, stipulata allestimenti operistici iuvariani per dare un po' una sintesi dei lavori citati.
Per concludere, alcune brevissime considerazioni generali, l'escursus molto rapido che ho condotto sino a qui attorno ad alcuni drammi musicali romani del primo quarto del Settecento evidenzia la centralità delle tendenze drammaturgiche elaborate in ambiente ottoboniano nel panorama operistico. Il progetto spettacolare del cardinale Ottoboni e dei drammaturghi della sua sfera di influenza è mosso, dicevamo, da evidenti finalità didattiche ed edificanti, così appunto pare di intuire dai messaggi veicolati nei suoi drammi. L'esibita patina storiografica, corroborata da richiamo puntuale all'autorità degli antichi, anche laddove l'autore se ne discosta per rifarsi a fonti più recenti, il teatro classico francese per esempio, o la librettistica veneziana, consente di porre al centro delle vicende figure illustri di sovrani illuminati o condottieri i cui requisiti morali, come la clemenza, la magnanimità verso il nemico, emergono come preponderanti. Gli antagonisti sono sempre incarnati da tiranni usurpatori del potere e persecutori della religione cristiana, retti dall'istinto delle passioni piuttosto che dal raziocinio, e i conflitti sono originati da cause politico-religiose che sovente si intersecano con quelle erotiche. Tutti i libretti hanno sostanzialmente la stessa struttura, la materia drammatica è distribuita secondo consuetudini assodate nella drammaturgia musicale sei-settecentesca, organizzata in sequenze di scene funzionali alla introduzione del protagonista e degli altri personaggi, presentazione degli antagonisti, avvio delle relazioni incrociate tra i personaggi, introduzione di eventi imprevisti che suscitano passioni del protagonista o dell'antagonista e poi scioglimento degli equivoci, agnizioni o canonici lieto fine. La sentita esigenza di rinnovamento e moralizzazione della materia drammatica, il bisogno di spettacolarità ravvisabile nella cura straordinaria degli allestimenti e degli effetti scenici, l'importanza capitale affidata alla componente musicale, ovviamente, segnano dunque la cifra caratteristica di questi drammi e con essi, possiamo dire, i tratti distintivi del melodramma di un'intera epoca indirizzata non soltanto a influenzare il panorama teatrale italiano, ma di lì ad estendersi sicuramente in tutta Europa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per questa panoramica suggestiva. Intanto invito a prendere posto per l'ultima relazione del convegno Teresa Chirico del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. Dicevo grazie per questa panoramica che costituisce una rassegna sintetica molto illuminante del ormai sappiamo che il teatro ottoboniano, dell'estate ottoboniana. Teresa Chirico insegna al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, storia e storiografia della via della musica. Come dicevo all'inizio della seduta che questa sessione sarebbe piaciuta molto a mio fratello Luis, mi ricordo che lui ha cominciato la sua attività accademica prima nel conservatorio e poi nell'Accademia di Belle Arti ed ebbe anche il coraggio di rinunciare all'università. Qualcuno si chiede ancora perché. Teresa Chirico ci parla di serenate e diplomazia internazionale alla corte ottoboniana e ci ascoltiamo con piacere questa finale in musica del pubblico. Grazie per questa presentazione e anch'io voglio ringraziare per questo graditissimo invito in un convegno veramente ricco di spunti e interessantissimo. Vorrei chiedere un aiuto perché vorrei allargare l'immagine, non ricordo più qual è l'F. 5. Sì, grazie. I rapporti tra diplomazia e musica, da qualche anno a questa parte, hanno suscitato un interesse sempre maggiore nella comunità scientifica, con il conseguente incremento degli studi e il felice esito di una maggiore comprensione di diversi fenomeni sociali del passato. Gli studi su Pietro Ottoboni, fino a pochissimo tempo fa, hanno solo episodicamente toccato l'argomento. Eppure la sua corte romana fu teatro di incontri e scambi che dinamizzavano diversi rapporti politici, anche internazionali,
nell'ambito della munifica ospitalità dell'Alto Prelato veneziano, che offriva opulenti banchetti, scelta musica e fastosi allestimenti teatrali. In casa Ottoboni le occasioni sociali favorirono la circolazione di musiche, di strumenti musicali, musicisti, stili e prassi musicali tra Roma, il resto dell'Italia e l'Europa. Gli Ottoboni, in quanto veneziani, erano stranieri nella città eterna. Fino al 1689 il giovane Pietro Ottoboni, non ancora corporato, abitò a Palazzo San Marco, Palazzo Venezia, sede dell'ambasciata veneziana. Gli Ottoboni svolsero anche compiti diplomatici in più occasioni per la Serenissima. A tutt'oggi non abbiamo l'idea esaustiva di tutta la produzione letteraria e della committenza musicale del mecenate e drammaturgo Pietro Ottoboni nell'arco di 50 anni. I suoi testi, quelli di suo padre, il principe Antonio, e dei poeti del suo entourage furono musicati dai più rinomati compositori dell'epoca, come Alessandro Scarlatti, l'abbiamo ascoltato poco fa, Flavio Lanciani, Bernardo Pasquini, Giovanni Bononcini e altri. Il periodo trattato in questa sede si basa su risultanze documentarie della Biblioteca Apostolica Vaticana e riguarda gli anni tra il 1690, quindi pochi mesi dopo dell'ordinazione di Ottoboni a cardinale, e il 1721, anno della morte del pontefice Clemente XI. In quel trentennio la committenza musicale ottoboniana non si configurò come una curva costante, ma si articolò in più fasi, caratterizzate dai rapporti intercorsi tra il cardinale e i tre pontefici, Alessandro VIII, suo prozio, Innocenzo XII e Clemente XI. Il patrocinio musicale e teatrale del corporato veneziano fu anche influenzato dalla politica dello Stato della Chiesa e dalla sua personale disponibilità economica. Di particolare interesse si rivelano le serenate patrocinate da Ottoboni, delle quali rimane pochissima musica, allestite nella sua residenza, il Palazzo della Cancelleria, e in altre sedi. Dal punto di vista formale, il genere serenatistico, vocale e strumentale, si avvicinava alla cantata, genere da camera, per la sua struttura composta da recitativi, arie ed eventuali duetti. Le serenate però potevano avere più di 2 personaggi e costituivano l'omaggio di un committente di altissimo status sociale a personaggi di nobiltà pari o superiore, per compleanni, onomastici, nascite e altre ricorrenze. Come ci informa Giovanni Mario Crescimbeni, custode d'Arcadia, nei suoi commentari intorno alla sua Storia della volgar poesia, primo volume del 1702, le serenate, a differenza delle cantate, erano eseguite pubblicamente, di sera o di notte, in luoghi aperti, ed erano patrocinate da principi, ambasciatori o comunque da personaggi di alto rango. Erano dunque un'importante vetrina per il committente che mostrava la sua magnificenza o quella del suo monarca a tutta la città eterna. Per gli ambasciatori, che pretendevano particolari riguardi e che si presentavano pubblicamente con grande sfarzo, la serenata assumeva un particolare valore. Allestire una serenata equivaleva a esporsi pubblicamente, con il rischio di critiche e derisioni. Alcune pasquinate, che non risparmiarono neanche Ottoboni, criticarono pesantemente degli allestimenti per la musica o per i cantanti inadeguati o per delle risse suscitate da questioni di precedenza tra le carrozze dei nobili. In ambito ottoboniano le serenate si eseguivano spesso in situazioni semipubbliche e nell'ambito di accademie, riunioni tenute nel Palazzo della Cancelleria, durante le quali si discuteva di poesia, filosofia, teologia e morale, alle quali partecipavano personaggi di rilievo anche della politica internazionale. Scusatemi, mi sono persa. Allora, probabilmente i testi delle serenate erano attinenti all'argomento delle discussioni accademiche. Ancora qui vediamo i commentari di Crescimbeni. In generale, a Roma e in altre città, le serenate erano caratterizzate da argomenti profani,
amorosi, mitologici, pastorali, allegorici, ma in casa Ottoboni, come sappiamo da nuovi documenti, gran parte delle serenate era incentrata su argomenti sacri. In ambito ottoboniano dunque il genere serenatistico si proteizzava in quello oratoriale, come si rileva da numerosi documenti della contabilità del cardinale, dove i termini accademia, serenata, cantata, oratorio sono utilizzati in modo interscambiabile. Se normalmente gli oratori erano allestiti in un luogo chiuso, le serenate oratorio trovavano spazio in un luogo aperto come il giardino della cancelleria non più esistente e soprattutto durante i festeggiamenti per San Lorenzo il 9 e il 10 agosto. Il porporato, come è stato ricordato questa mattina, era titolare della chiesa di San Lorenzo in Damaso, inglobata nel palazzo della cancelleria. La più alta nobiltà di Roma, cardinali, ambasciatori e rappresentanti di nazioni straniere, presenziava alle serenate ottoboniane, ascoltando anche musiche per orchestra composte, suonate e dirette da Arcangelo Corelli, musicista domestico di Ottoboni, naturalmente fino al 1713, lui muore proprio all'inizio di quest'anno. A quanto pare la prima serenata oratorio, patrocinata dal cardinale per San Lorenzo, fu l'Absalone Ribello su testo di suo padre, il principe Antonio, con musica perduta di Flavio Lanciani, come indica un documento inedito. Antonio Ottoboni giocò un ruolo non indifferente nei rapporti diplomatici della famiglia. Nominato generale della Chiesa dallo zio Alessandro VIII, arrivò a Roma a novembre del 1689 e si installò al Palazzo della Cancelleria, dove collaborò all'organizzazione di spettacoli e feste, di rinfreschi e banchetti offerti agli ambasciatori di Venezia e ad altri nobili filo-francesi e filo-spagnoli. I rapporti degli Ottoboni con le nazioni oltralpe non erano facili nel 1690. Secondo il cardinale, spagnoli e austriaci, in particolare l'ambasciatore d'Austria, il cardinale di Cols, nutrivano un antico odio nei confronti della sua famiglia. E con i francesi non andava meglio, visto che Luigi XIV sosteneva il gallicanesimo, volto a sottrarsi al potere del pontefice. Grazie alle doti diplomatiche di Pietro Ottoboni, i rapporti tra la sua famiglia e i nobili filospagnoli migliorarono rapidamente, come testimoniato dai ricchi doni inviati dal cardinale all'ambasciatore di Spagna e dalla veloce acquisizione da parte del cardinale di musiche patrocinate sempre dall'ambasciatore spagnolo Don Luis de la Cerda, duca di Medinaceli e marchese di Coccogliudo. I rapporti tra gli Ottoboni e i nobili francesi, temporaneamente migliorati, precipitarono poco prima della morte di Alessandro VIII, 1 febbraio 1691. Con la scomparsa dell'ultimo papa nepotista, gli Ottoboni subirono un rovescio di fortuna, con conseguenti restrizioni economiche e svantaggi politici. Il principe Antonio fu privato della sua carica e dovette ritornare a Venezia. Il cardinale Ottoboni fu costretto a ridimensionare i suoi progetti teatrali e a dismettere il suo primo teatro in cancelleria per imposizione di Innocenzo XII. Ma grazie alle sue doti di diplomatico, il giovane porporato instaurò e mantenne buoni rapporti con ambasciatori e inviati esteri, a quanto pare con la benedizione del pontefice, anche durante le tensioni tra la Santa Sede e le nazioni estere. L'asse collaborativo in campo musicale fra Pietro Ottoboni e i nobili di Spagna nel 1693 portò il cardinale ad acquisire la musica della famosa serenata notturna Applauso musicale a quattro voci, composta da Giovanni Lorenzo Lullier sul testo di Francesco Maria Paglia, dedicato all'ambasciatrice spagnola. All'allestimento parteciparono i musicisti del cardinale, il compositore Lullier, il soprano Pasqualino Tiepoli e Arcangelo Corelli, che diresse i suoi concerti. Ottoboni costruì buoni rapporti con gli austriaci, invitando l'ambasciatore cesario Antonio Florian tra il 1693 e il 1694
alle accademie con serenate e oratori per San Lorenzo nel giardino della Cancelleria, dove offrì costosi rinfreschi con, cito, frutti e acque ghiacciate, che per la gran neve pareva di mezz'inverno, costosissimo quindi. Gli allestimenti si avvalevano di un teatro provvisorio, paludato con arazzi, attrezzato con telai per la prospettiva. La loggia e il giardino erano ornati da moltissimi vasi di fiori di diverse grandezze. Ecco, questo è un esempio di una serenata non ottoboniana, ma osserviamo quello che è la disposizione dell'orchestra sulla gradinata. Nell'intermezzo della serenata oratorio suonava una nutrita orchestra diretta da Corelli, collocata su un alto palco a gradoni, tutto illuminato come quello che stiamo vedendo. La dislocazione di gruppi sonori creava l'effetto dell'eco. Sopra l'orchestra era collocato un quadro raffigurante San Lorenzo, particolare che suggerisce l'afferenza del soggetto oratoriale al dipinto. In quei teatri provvisori si praticavano cambiamenti di scena e si utilizzavano le macchine, come anche negli oratori allestiti in una specifica sala della Cancelleria. Non tutte le serenate organizzate dal cardinale avevano un soggetto oratoriale. I testi potevano anche avere valenza moralistica o politica, come la serenata per la conquista della fortezza e dell'isola di Scir da parte di Venezia. Negli ultimi anni del secolo, Ottoboni ricevette alla Cancelleria diversi diplomatici, come il nuovo ambasciatore d'Austria Martinitz, soprannominato dai romani il tedesco malcreato per la sua superbia, l'ambasciatrice di Spagna e l'ambasciatore ovviamente il duca di Usseda, il cardinale de Bouillon, l'ambasciatore di Francia. Il 7 novembre 1700 saliva al soglio pontificio Clemente XI. Cominciò un decennio di restrizione per i pubblici spettacoli a Roma a causa di anni santi, l'inondazione del Tevere, il terremoto del 1703 e la guerra di successione spagnola, che determinò la crisi tra la Santa Sede e Giuseppe I d'Asburgo. In mancanza di rappresentazioni teatrali, il genere serenatistico fu particolarmente frequentato. I primi anni del nuovo secolo arrivarono a Roma nuovi diplomatici e personaggi di rilievo della politica internazionale. Il cardinale intrattenne rapporti di amicizia con Maria Casimira della Grange d'Orchien-Sobieski, regina vedova di Polonia, alla quale dedicò una memorabile serenata il 9 agosto del 1703. La ricordava questa mattina Tommaso Manfredi, appunto ha fatto anche vedere quella che era l'assetto di questo ponte di legno che adesso non c'è più, e serenata che fu eseguita appunto nei pressi della sua residenza, Palazzo Zuccari, a Trinità dei Monti. A quanto pare la serenata, la cui musica è perduta, fu composta da Alessandro Scarlatti e da Filippo Amadei, detto Pippo del Violone. L'esempio di Ottoboni fu seguito dal nuovo ambasciatore austriaco, il conte Leopold von Lamberg, e sembra molto probabile che le due serenate appartenessero a un unico progetto celebrativo nei confronti della regina. Vienna e tutto l'Occidente dovevano molto a Sobieski per avere sconfitto i turchi alla corte di quella città. Nel 1708 si acuì la crisi tra la Santa Sede e Giuseppe I d'Asburgo. Durante questo periodo di fragili equilibri europei, Clemente XI incaricò Ottoboni di accogliere personalità di rilievo internazionale, come nel 1709 il re di Danimarca Federico IV. Nello stesso anno Ottoboni, come abbiamo detto, è stato detto stamattina, accettò da Luigi XIV la carica di protettore della corona di Francia, con conseguenze devastanti per la sua famiglia e seri incidenti diplomatici. Venezia proibiva ai nobili veneziani di assumere cariche provenienti da stati esteri. Una nuova potenza entrava nei giochi europei, il Portogallo, carico di ricchezze provenienti dalle terre d'oltreoceano. Ottoboni allacciò importanti rapporti con il re Giovanni V, in sintonia con il miglioramento dei rapporti tra la Santa Sede e quel monarca.
Nel 1713 il cardinale contribuì ai festeggiamenti per la nascita del figlio di Giovanni V, il principe del Brasile, sicuramente in accordo con il marchese di Fontes, cioè l'ambasciatore. L'ambasciatore appunto organizzò qualche mese dopo una serenata a maggio per l'occasione. Dopo la guerra di successione spagnola e con la distensione dei rapporti tra la Santa Sede e l'imperatore Carlo VI, nel 1714 arrivò a Roma l'ambasciatore von Gallas, accolto il 26 maggio in casa Ottoboni con un assortito rinfresco. Gallas patrocinò la serenata Sacrificio a Venere con musica di Giovanni Bononcini per il compleanno dell'imperatrice Elisabetta Cristina. Serenata allestita il 28 agosto 1714 davanti alla residenza dell'ambasciatore, Palazzo De Scalchi, nella piazza Santi Apostoli, e per la prima volta vennero suonati a Roma dei corni da caccia. Pietro Ottoboni contribuì all'allestimento della serenata, prestò lampadari e arredi e nello stesso periodo Carlo VI restituì a Ottoboni le sue abbazie nel Regno di Napoli e nello Stato di Milano. Questo è il documento in cui si parla di queste cortesie che erano intercorse tra Ottoboni e l'ambasciatore von Gallas, i lampadari che aveva prestato e così via. Fino al 1718 appunto il cardinale frequentò regolarmente Gallas, che a luglio del 1719 si trasferì come viceré a Napoli, dove morì di colera. Il 26 giugno del 1718 Ottoboni ricevette alla cancelleria il nuovo ambasciatore di Portogallo, André de Melo y Castro, diventato poco tempo prima appunto ambasciatore, e gli offrì dei dolci molto simili a quelli portoghesi tradizionali, come possiamo vedere appunto latte, uova e così via, e vari altri profumi che troviamo nei dolci ancora adesso del Portogallo. Dalle testimonianze documentarie sembra che negli ultimi anni di vita di Clemente XI, defunto nel 1721, i rapporti di Ottoboni con i diplomatici esteri si fossero decisamente affievoliti, in particolare nel 1719. La mia panoramica sui rapporti internazionali di Ottoboni si ferma a questi anni, ma non posso fare a meno di ricordare una successiva grande azione di munificenza del porporato veneziano, che, come ci ricorda Flavia Matitti, che appunto ha scritto un articolo in proposito, Ottoboni donò all'imperatore Carlo VI nel 1728 l'inestimabile gemma di Aspasia, o Aspasios in realtà, una corniola della grandezza di un uovo appartenuta ad Alessandro VIII, che è riprodotta sul frontespizio del libretto ottoboniano Il Carlo Magno, con musica di Giovanni Battista Costanzi del 1729. La vediamo, adesso non so se vedete la freccetta del mouse, no, ma è quella a sinistra, quella della gemma in questione. In definitiva, uno sguardo sulle azioni diplomatiche del cardinale Ottoboni tra il fine Seicento e il primo ventennio del secolo successivo evidenzia l'importante funzione coesiva della musica e dell'arte nell'ambito della sua corte, centro propulsivo di cultura, come dimostrato dalla circolazione di musiche ottoboniane oggi conservate in biblioteche di tutto il mondo. In particolare le serenate patrocinate dal cardinale esercitarono il loro fascino sugli ambasciatori, anche perché si presentavano duttili e osmotiche nell'ambito di una sperimentazione che aveva pervaso tutta la committenza di quel cardinale. Grazie. Grazie a Teresa Chirico per quest'ultima immagine, può essere ricollegata al ruolo della Chiesa tra le grandi potenze e i grandi imperi. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti il Costantino Pio con la scenografia di Guarda, vedendo omaggio al Costantino di Bernini ai piedi della Scala Reggia, e qui invece c'è l'altro monumento contrapposto
Costantino entrando nel vestibolo di San Pietro e a destra, e a sinistra c'è Carlo Magno proprio, che testimonia, diciamo, la presenza e la continuità di questi grandi impegni che in modo diverso per essere omaggio alla Chiesa di Roma. Inviterei Tommaso Manfredi a coordinare un eventuale rapidissimo dibattito finale. Abbiamo qualche minuto prima poi del gran finale col concerto grosso che ci aspetta qua dietro. Ti ringrazio Marcello. Sì, in effetti i tempi sono perfetti, solo 5 minuti sulla chiusura, però certo c'è la possibilità di fare delle domande a questo punto complessive, se vogliamo, in base a quello che è emerso durante le relazioni della giornata. È stato fatto da diversi relatori, ma voglio complimentarmi con tutti coloro che hanno parlato e anche con chi è intervenuto, perché devo dire che diciamo, non dovrei essere io a dirlo, ma la qualità dei contributi è davvero per me molto soddisfacente, soprattutto nella visione complementare che è stata l'origine di questa iniziativa, e credo davvero anche in quest'ultima sessione davvero che abbia avuto un esito assolutamente convincente, almeno per quanto mi riguarda. Quindi se se ci sono domande, volentieri i relatori noi stessi risponderemo, e comunque noi ci organizzeremo in questo modo. Abbiamo previsto alle 7 quindi l'esecuzione del concerto del professor Bonazzoni, e quindi avremo bisogno di qualche minuto per rimuovere letteralmente il tavolo e mettere il clavicembalo, posizionare l'orchestra che, come avete sentito, ha già provato, e quindi però un po' di tempo ce l'abbiamo, diciamo qualche minuto per articolare eventualmente un dibattito. Ha chiesto la parola? Va bene, allora poi magari poter... No, ma io parlo di tutti in italiano. Anyway, vorrei ringraziare tutti per venire, tutti che hanno partecipato chiaramente, e anche l'Accademia che è stata così generosa a fare per noi la mostra, che abbiamo ancora tempo a visitare prima del concerto, perché poi sarà solo per pochi giorni qui. E insomma niente, vorremmo molto ringraziare e speriamo che rimanete tutti per il concerto. Grazie. Grazie.